La festa del papà si avvicina e non esiste festa del papà senza zeppole. Vieni con me che le facciamo insieme. Per la pasta choux, 250 g d'acqua e 100 g di burro. Aggiungiamo un pizzico di sale. Quando inizia a bollire aggiungiamo 200 g di farina. Mescoliamo fino a ottenere un pastello omogeneo, facendo attenzione a non bruciarlo. Una volta ottenuto un composto come questo, andiamo ad incorporare le uova. Io mi aiuto con una planetaria, ma a casa potete farlo tranquillamente o con una frusta elettrica o a mano. Iniziamo ad aggiungere le uova per un totale di 4, mi raccomando aggiungiamone una alla volta. Quando l'impasto vi risulta così, siamo pronti. Mettiamo tutto in una sacca a poche con punta riccia larga. Se la preferite più alta, possiamo fare tranquillamente un doppio giro. Le zeppole hanno cotto a 200 gradi per 15 minuti e successivamente 190 gradi per altri 10 minuti. Poi le lasciamo raffreddare all'interno del forno con la porta leggermente aperta. E ora non ci resta che farcirle. Io preferisco farcirla anche all'interno. Faccio qualche buchino sotto, un po' di crema all'interno. Ma non è zeppola di San Giuseppe senza le amarene. E ora è arrivato il momento più bello, quello dell'assaggio. Non ho parole.